Cordiale saluto, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda la pagina informativa live su friulitv.net. Un intervento sanitario nel territorio comunale di Nimis questa mattina tra le 7.30 e le 8 per un investimento di un pedone che è stato centrato da un'auto in transito. La persona è stata presa in carico dall'equipaggio dell'ambulanza e trasportata all'ospedale di Udine in codice giallo stabile. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Attivate le forze dell'ordine per quanto di competenza. Importanti novità per il futuro della stazione ferroviaria di Gorizia in vista dell'appuntamento Go and Go 2025. Agevoliamo il servizio. Assessore Mirante, anche in vista di Gorizia 25, oggi è stato un importante incontro con Rete Ferroviaria Italiana perché ci saranno importanti lavori per quel che riguarda l'area della stazione di Gorizia. Assolutamente, abbiamo fatto un punto su quello che è lo stato di avanzamento dei lavori che sono in corso. Si tratta di 3 cantieri distinti, uno che riguarda l'accessibilità vera e propria della stazione, ovvero il rialzo di fatto dei marciapiedi di atterraggio dall'uscita del treno e gli ascensori che consentono il superamento della barriera architettonica. Dall'altro lato verrà realizzato un intervento di rifacimento della stazione, dell'edificio stazione, e poi tutto il lavoro di esterno al piazzale, ovviamente con la riqualificazione ma anche con la realizzazione delle pensiline e la stazione intermodale vera e propria. Questi lavori in parte sono già in corso, l'ultimo, quello dei piazzali antistanti, è in avvio, quindi per il momento abbiamo fatto un punto che ci ha dato soddisfazione perché il cronoprogramma è rispettato. Si parla ovviamente di tutta l'annualità 2024 di lavori, quindi ci vedremo costantemente per verificare lo stato di avanzamento di quella che è una delle porte d'ingresso principali alla città, capitale della cultura, insieme a Nova Gorizia. Bilancio positivo quello della squadra della protezione civile del comune di Monfalcone nel 2023. 2060 le giornate di volontario svoltesi tra antincendio boschivo, nautica, attività emergenziale, attività tecnico-logistiche, formazione e sicurezza. Formazione, rileva il coordinatore della squadra della città, Andrea Olivetti, di cui hanno beneficiato anche i nuovi giovani iscritti, in cui abbiamo riscontrato molto entusiasmo e voglia di fare. 422 i volontari che hanno orbitato attorno alla squadra nella tutela della città, dalle mareggiate che hanno colpito il litorale tra ottobre e novembre alle attività ordinarie e straordinarie di presidio del territorio. In primavera la squadra di Monfalcone ha portato supporto in Emilia-Romagna a seguito dell'alluvione che ha colpito la regione, grazie a 3 volontari che con l'aiuto della squadra di Fiumicello Villa Vicentina hanno portato a Forlì risorse umane e mezzi. Chiudiamo qui, non ci sono altre notizie, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.